decreto per l'indizione delle elezioni, urne aperte domenica 23 e lunedì 24 novembre, soddisfatte le forze del centrodestra, il PD incalza nome del candidato solo dopo il voto nelle Marche. Capitolo chiuso, si apre una nuova era, dice il candidato presidente del centro-sinistra Manildo. Adesso sarei contento di sapere il nome del mio sfidante, è ufficiale, dalla coalizione non farà parte Rifondazione Comunista. Giallo a Vicenza, dopo il ritrovamento del corpo di un 36 anni in un cantiere, a fare la macabra scoperta, 2 operai, indagini in corso, non si esclude nessuna pista. Filippo Turetta aggredito in carcere da un detenuto da Pordenone, la reazione di Gino Cecchettin, padre della 22enne di Vigonovo uccisa dal ragazzo, la violenza non è mai la risposta. Ennesima tragedia della montagna, dopo la morte sulle 3 cime della guida alpina Franco Gaspari, perde la vita un escursionista tedesco precipitato in Val di Zoldo. Divieto di accesso ai locali del centro storico di Bassano per il 17enne che si è reso protagonista di visse, rapine e un accoltellamento, dovrà presentarsi in commissariato 2 volte al giorno. Da oggi la zona rossa in stazione a Padova con i controlli delle forze dell'ordine estesi anche all'area retrostante, decisione che non va politicizzata, dice l'assessore Bonavina. Giornate di proteste e scioperi per Gaza in Veneto, a cominciare da Venezia domani, quello nazionale della CGIL, sabato maxi corteo dalla stazione di Mestre. Ha debuttato con il sold out al Del Monaco di Treviso, il racconto teatrale di Goldin da Picasso a Van Gogh, spettacolo che fa da preludio alla mostra che si aprirà a metà novembre. Buonasera, bentrovate, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Le notizie del Veneto oggi si aprono con la politica perché è stato firmato oggi il decreto per l'indizione delle elezioni. I cittadini saranno chiamati alle urne il 23 e il 24 novembre. Vi annuncio ufficialmente che le nuove elezioni si terranno nella giornata di domenica 23 novembre dalle 7 del mattino alle ore 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 del mattino alle ore 15. Un segreto di Pulcinella svelato nei giorni scorsi dal presidente della Campania. Si vota il 23 e 24 novembre. Alla fine anche Zaia, dopo l'anticipazione di De Luca, si è visto costretto a firmare il decreto. Il Veneto andrà alle urne nell'ultima data utile per una legislatura stiracchiata a uso e consumo di trattative politiche. 23-24 novembre è ormai una data scontata, girava da tempo e anche burocraticamente sarebbe stata una delle poche date disponibili. Ad oggi abbiamo una data, dobbiamo avere un candidato, una coalizione l'abbiamo, forte, coesa, che darà seguito allo straordinario lavoro del centrodestra. Oggi dobbiamo scegliere un candidato, farlo nel più breve tempo possibile, quello che rappresenterà il centrodestra per i prossimi 5-10 anni. Per presentare le candidature e quindi le liste, le giornate sono quelle del 24 e 25 ottobre. Ora si aprono nuovi orizzonti sugli equilibri dell'attuale maggioranza con le forze del centrodestra che ancora non hanno deciso chi sarà il candidato presidente del Veneto. È una buona data perché non ci sono ferie, feste, ponti, ci sono le scuole aperte, quindi ci sarà sicuramente un'alta affluenza da parte degli elettori e delle elettrici del nostro Veneto. Il centro-sinistra adesso dirà meglio tardi che mai, voi non avete il candidato governatore. Il centrodestra individuerà nei prossimi giorni i nostri leader, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, il miglior candidato o la miglior candidata per guidare la coalizione con il miglior programma e continueremo a guidare uniti la nostra regione. Il centro-sinistra intanto da oltre 2 mesi ha creato un'ampia coalizione a sostegno di Giovanni Manildo, candidato presidente, e sollecita la scelta dell'avversario. Facciano un ultimo sforzo, pungola il segretario del PD Veneto, Andrea Martella. Finalmente è stata fissata la data delle elezioni, peccato che si sia perso tutto questo tempo generando un clima di incertezza tra i cittadini e le imprese. Ma secondo il Dem ci vorrà ancora un po' per sapere chi sarà il candidato del centrodestra. Faccio una previsione, io penso che lo decideranno dopo il voto delle Marche, che sarà il 28 o il 29 settembre, a dimostrazione che non è vero niente che i veneti sono primi, ma a dimostrazione del fatto che questo centrodestra cerca di organizzarsi per dare qualcosa a questo e a quello, verificando i risultati delle elezioni. È davvero stucchevole dal punto di vista di forze politiche che hanno parlato dell'autonomia per anni al primo posto, pensare che non solo non decidono in Veneto, ma aspettano l'esito di un'altra regione prima di assumersi delle responsabilità e fare una scelta. Ecco, io per tutto questo penso che ci sia davvero bisogno di cambiare. Incalza per il nome dello sfidante intanto il centro-sinistra, capitolo chiuso, si apre una nuova era, dice il candidato presidente Giovanni Manildo.
Una bella notizia per tutti, per il Veneto, per chi corre, per i candidati, per i cittadini. Si apre una nuova era. Sono cambiate molte fragilità, molte domande a cui bisogna dare risposte, quindi si apre una nuova strada di cambiamento di cui noi vogliamo essere protagonisti. Capitolo chiuso, si volta pagina. È questa la sintesi del Manildo pensiero nel giorno in cui si fissa la data del voto, ma ancora nulla si muove, almeno ufficialmente nel centrodestra. Cercasi uno sfidante disperatamente. Sarei molto contento di conoscere chi sarà il candidato del centrodestra, perché insieme con il confronto dialettico, col confronto sulle idee si possono dare delle risposte a un Veneto che negli ultimi 10 anni è cambiato molto. In casa centrosinistra si registra l'addio in politica mai per sempre del partito della Rifondazione Comunista, che in una nota prende atto delle scelte del candidato presidente. Il centrosinistra, si legge, accentua il suo profilo moderato e imbarcazione che non fa mistero della sua disponibilità a stare anche nel campo del centrodestra e di avere come principale avversario politico il Movimento 5 Stelle e ancora. Manido, non manido, noi ci assumiamo, ognuno si assume le sue responsabilità, noi ci assumiamo le nostre. Rifondazione tira dritto, forte della sua storia e dei suoi temi, fa sapere sempre benvenuto. Non è che siamo nati ieri, no? Questo lungo rimpallo ovviamente ci aveva già messo, diciamo, in allerta, per cui noi abbiamo già cominciato a lavorare al nostro progetto, insomma, di costruzione di una lista. L'avvocato trevigiano da parte sua non si scompone e conferma contatti frequenti proprio con Calenda. Io sono il garante di una coalizione, per me è importante essere il garante di una coalizione coesa nelle promesse ma soprattutto nei fatti concreti. Incontrerà Calenda? Senz'altro, l'ho sentito in questi ultimi giorni, c'è convergenza su molte idee, molte proposte concrete. Abbiamo parlato di industria, abbiamo parlato di industria 4.0, transizione 5.0, iperammortamento, efficientamento alle aziende. Ritengo che possa essere un valore aggiunto. Siamo a Vicenza, trovato senza vita il corpo di un 36enne, tutti gli aggiornamenti dalla nostra Luisa Bertini. È giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo avvenuto questa mattina all'interno dell'area verde in un cantiere qui in via Rossa nel quartiere Bertesinella a Vicenza. Il corpo senza vita sarebbe stato trovato dagli operai e poi subito sono arrivati gli operatori medici del SUAM che ne hanno constatato il decesso e gli uomini della questura per eseguire i rilievi utili per poter ricostruire l'accaduto, che ancora resta tutto da chiarire anche sulle ferite che secondo le prime informazioni sarebbero state rinvenute sul corpo. Sul posto anche il medico legale. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, i rilievi si sono svolti fino al tardo pomeriggio, indagini degli investigatori che restano a tutto campo per far luce sulla vicenda che resta al vaglio delle autorità competenti. Filippo Turetta aggredito in carcere da un detenuto, la risposta di Gino Cecchettin: la violenza non è mai la risposta. Filippo sono riuscito in qualche modo a distoglierlo dal mio campo visivo gestendo le emozioni negative che ovviamente lui mi ha procurato. Non penso che la violenza sia la risposta a questo, ecco, ed è il messaggio che vorremmo dare noi, quindi non mi fa sentire felice il fatto che lui sia stato aggredito, perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare anche se in un contesto come il carcere posso capire che momenti di violenza possono succedere, però ecco, sono da condannare anche questi atti e noi ci muoviamo proprio nel senso opposto, quindi anzi dovremmo far capire alle persone che insomma quei sentimenti che portano a questo sono sbagliati da condannare. Per Gino Cecchettin l'aggressione in carcere a Filippo Turetta, l'assassino di sua figlia, dimostra ancora una volta come sia ancora lunga la strada verso la non violenza anche in contesti più difficili come le carceri. Il papà di Giulia condanna quanto accaduto lo scorso agosto nel carcere di Montorio, dove un detenuto ha preso a pugni il 22enne di Torreglia, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della studentessa di Vigonovo.
Un 55enne in carcere per omicidio e tentato omicidio ha sferrato un pugno in faccia a Filippo Turetta mentre stavano entrambi percorrendo un corridoio della 4ª sezione del carcere veronese. Subito dopo il gesto, l'aggressore è stato trasferito in una cella di isolamento per 15 giorni. Avrebbe colpito Turetta senza alcun motivo, anche se sembra che nei giorni precedenti l'aggressione avesse espresso disappunto per la presenza del 22enne nella sua stessa sezione. Il garante dei detenuti di Verona, Carlo Vinco, subito dopo la violenza ha incontrato Turetta per sincerarsi delle sue condizioni. Il giovane non ha riportato ferite gravi. Il garante ha anche parlato con l'aggressore che si sarebbe scusato per il gesto. Purtroppo episodi di violenza tra detenuti avvengono di frequente, ha spiegato il garante, e anche il SAPE, sindacato di polizia penitenziaria, parla di ordine del giorno in carceri sovraffollate come quello di Montorio. Sono fatti ormai che possiamo definirli, catalogarli ordinaria amministrazione, dovuta a un sovraffollamento dove qualsiasi situazione un po' fuori dalle righe diventa motivo di aggressione, risse. Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Giulia Cecchettin infierendo con 75 coltellate e gettando il corpo della giovane in un dirupo vicino al lago di Barcis a Pordenone, da qualche tempo è stato trasferito nella 4ª sezione del carcere di Montorio, quelle dove ci sono i reclusi comuni. Prima era nella 3ª, dove invece ci sono i detenuti sorvegliati, ma sarebbe stato spostato proprio perché sovraffollata, e per questo motivo anche i suoi avvocati avevano scritto alla direzione del carcere. Un'altra tragedia in montagna, siamo alla cronaca dopo quella che ha strappato alla vita il noto alpinista Franco Gaspari. Oggi è toccato un escursionista di nazionalità tedesca di cui al momento non si conoscono le generalità. L'uomo precipitato dal sentiero del Troi, delle Caldade del gruppo del Bosco Nero in Val di Zoldo. A darne l'allarme uno dei compagni che si trovava con lui, l'elicottero del Suem 118. Si è portato in quota e è riuscito a individuare il corpo dell'alpinista caduto per un'ottantina di metri in un canale rotolato per altri 20 finendo addosso a un albero. La salma è stata imbarellata e trasportata in piazzola prima di essere consegnata al carro funebre. Siamo a Bassano, divieto d'accesso ai pubblici esercizi nelle immediate vicinanze di bar e locali del centro storico, inteso come spazio compreso fra le mura cittadine. Scatta il DASPO per il 17enne che si è reso protagonista di una sfilza di episodi di violenza e disturbo del salotto buono della città. Lo ha firmato il questore di Vicenza Francesco Zerilli dopo aver ottenuto dalle forze dell'ordine e dall'amministrazione tutte le informazioni sul caso del giovanissimo che da mesi ormai si fa responsabile di una serie lunga di risse, aggressioni e minacce, intemperanze varie nel centro bassanese. E da oggi invece è tornata la zona rossa a Padova. Torna la zona rossa in stazione a Padova, tornano i controlli da parte delle forze dell'ordine. Nel primo giorno eccoli all'opera i carabinieri che insieme alle altre forze dell'ordine hanno intensificato i pattugliamenti. Questo gruppo di ragazzi è tra i primi fermati per i controlli nell'area dello scalo ferroviario. Rispetto alla prima volta i controlli saranno intensificati anche nell'area retrostante alla stazione, quella che insiste su via Avanzo. Il sindaco Sergio Giordani ai nostri microfoni minimizzava sull'estensione dell'area. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina sottolinea come certi provvedimenti non debbano essere politicizzati. I controlli in città servono, sono necessari e anzi noi come amministrazione comunale auspichiamo la sicurezza per i nostri cittadini e auspichiamo che i nostri cittadini possano vivere tranquilli in qualsiasi zona della nostra città. Parlare di zona rossa vuol dire parlare di politica, di sicurezza e a me non piace. A me non piace perché la sicurezza è propria dei cittadini, di tutti i cittadini, e quindi quando si parla di qualcosa di politico vuol dire che stiamo sbagliando approccio. L'assessore Bonavina sottolinea che la stazione è l'unica area della città in cui i controlli possono funzionare. Se, e l'avevamo capito con le parole del ministro Piantedosi di qualche giorno fa, a Padova, come è successo, deve proseguire questa sperimentazione, credo che la zona e l'unica zona dove si possa fare questa sperimentazione sia la zona della stazione, perché la stazione è tipicamente il posto in cui in tutte le città d'Italia si creano più difficoltà. I giuristi democratici intanto annunciano un ricorso al TAR dopo aver verificato se il dispositivo confermato dalla prefettura ne abbia le caratteristiche forti anche della sentenza del TAR della Campania.
La cosa fondamentale è effettivamente l'urgenza, cioè è tutto lì in cui si gioca la questione. Credo che se la cosa è ripetuta forse viene a mancare l'urgenza, ma questo lo dico da spettatore esterno. Giornate di proteste e scioperi a Venezia per Gaza. Domani quello nazionale della CGIL, sabato invece maxi corteo dalla stazione di Mestre. Dopo il sit-in pro Gaza ai piedi del ponte di Rialto, il presidio davanti al municipio di Mestre, continuano le mobilitazioni in città. Sabato alle 16 il grande corteo urbano che partirà dalla stazione di Mestre e venerdì lo sciopero nazionale di 4 ore indetto dalla CGIL. Noi sciopereremo perché in questo momento non si può stare fermi, non si può stare zitti di fronte a quello che sta avvenendo a Gaza. È in corso uno sterminio di quel popolo e sono in corso scelte anche economiche che compromettono la situazione del nostro paese. La scelta di continuare gli investimenti in armamenti, nella spesa per armamenti, compromette la spesa nella salute dei cittadini, nel welfare, dei sistemi pubblici di assistenza. Quindi quello che noi domani con queste 4 ore di sciopero denunceremo è che serve fermare quello che sta avvenendo, servono sanzioni nei confronti di Israele. È grave che in questo momento il governo italiano non sostenga le scelte seppur tardive che sta assumendo il Parlamento europeo, la Commissione europea, perché dobbiamo mandare un messaggio molto chiaro per fermare lo sterminio in corso. Sabato invece l'appuntamento sarà con il corteo che partirà dalla stazione di Mestre. Con più di altre 50 associazioni sabato proponiamo questo momento di manifestazione, di lotta pacifica per dire da Mestre che questa è una città per la pace e che chiede la pace e chiede soprattutto al proprio comune, all'istituzione comune di Venezia di schierarsi, di dire in modo chiaro che il governo deve scegliere da che parte stare sia nei confronti di Israele che nella protezione alla spedizione umanitaria in corso. L'appuntamento sarà poi lunedì con la manifestazione da Piazzale Giovannacci a Marghera dal titolo Blocchiamo il porto. L'intento, in contemporanea a quanto avverrà in altri porti italiani, è quello di porre un blocco esterno all'accesso al porto. Un unico grande blocco, si legge nell'appello, una muraglia umana a fermare uno degli snodi del commercio mondiale da cui transitano anche le armi dirette a Israele. Nessuna merce complice del genocidio deve passare, si legge ancora. Ha debuttato con un sold out lo spettacolo teatrale di Marco Goldin. Treviso ha fame di cultura, di narrazioni, di storie d'arte. A giudicare dal sold out registrato già nelle prove aperte dello spettacolo da Picasso a Van Gogh, il curatore Marco Goldin può stare tranquillo. La città è pronta a celebrare il ritorno del suo figlio al prodigo. È una cosa che ricordo da quando andavo al liceo. Al comunale facevano le prove delle opere aperte a noi studenti e lo ricordo come una cosa bellissima e quindi ho deciso di fare questo anche per questo spettacolo e insomma, devo dire che la risposta è stata veramente importante. Un pubblico che lo attende da anni, da quando lanciò Treviso nella mappa culturale internazionale delle grandi mostre d'arte. Abbiamo raccolto alla fine queste 1300 persone in 2 spettacoli e vabbè, poi ci sarà la mostra ovviamente e aspettiamo tutti quanti. Una rappresentazione che eleverà il pubblico per trasportarlo in un mondo parallelo. Sarà uno spettacolo di grande fantasmagoria cromatica, luminosa anche nel senso musicale delle parole, vuole essere qualcosa di veramente aperto su un mondo bello, un mondo non so se dire migliore, forse sì rispetto a quello che c'è attorno a noi adesso, però sarà 1 ora e mezza veramente straordinaria, di sollevarsi sopra le nuvole. Chiude così questa edizione, le previsioni del tempo, come sempre dopo la sigla. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.